L'agriturismo Figlia delle Rose è disponibile oggi e il 6 di giugno a farvi vedere la collezione privata di 400 rosai più tutto quello che comunque concerne frutta e verdura, concerne anche dei piccoli frutti, asparagi e una miriade di cespugli notevoli. Rose antiche, rose moderne, c'è un nuovo giardino di rose giapponesi e vengono tutte comunque da un rosaio molto importante in Italia perché vengono da Barni a Pistoia. Ci sono anche una sessantina d'anatre, 2 arnie di api, più non so quante galline, 4 oche, il pavone che chiaramente vuole sempre farsi vedere e si mette sempre in mostra. C'è anche un piccolo museo contadino nel quale abbiamo recuperato oggetti dalla falegnameria alla cucina, al lavorare il legno e a delle armi belliche di non so quanti mila anni fa. In agriturismo potete trovare comunque grigliate di carne, grigliate di verdura, anche perché comunque avendo 12.000 metri quadrati di orto abbiamo una buona vasta quantità di verdura e l'agriturismo è aperto solo su prenotazione e sia in menù vegetariani che carnivori. Ci troviamo in strada Argine Zara 28 a Pegognaga. Qui è Corte Forte d'Attila ed è un momento straordinario perché pare che si riparta, quindi è straordinario, piano piano si ritorna alle abitudini, diciamo che ci vorrà il suo tempo, però ogni settimana, ogni domenica c'è una cosa nuova, quindi è un momento per la campagna, per vivere un momento tranquilli, ci vuole davvero. E noi cerchiamo di far vedere gli animali, qualche attività in campagna, diciamo in aperta campagna, tipo gli aquiloni, tipo tante cose. Poi abbiamo anche qualche pazzo scatenato, tipo quello dei burattini, che fa ridere un po' tutti, non solo i bambini, davvero. E così, quindi ci divertiamo, dai. Cosa che hai da dire? Stai mangia paseo. Sì, hai ragione, ti mangia paseo. Perché non passai ma mangia anche la cucina. Però tu gli offri sempre un sacco di cose. Ho capito, tutto bene, adesso però aspetta, ma che viene. Ascolta, comunque io adesso vado a preparare dei cose stipati, come una bella coda, non ti vai assaggiato, è molto buono. Guardiamo l'allevamento, come viene articolato, come viene vissuto giorno dopo giorno in campagna, in stalla soprattutto, e di conseguenza poi andiamo a vedere il caseificio dove si produce, dove si creano questi formaggi, tutti diversi, una ventina di tipi, per dare un gusto, un'emozione insomma diversa, perché oggi non c'è più bisogno di mangiare, c'è bisogno di assaggiare, di degustare, quindi dobbiamo proprio fare cose un po' piacevoli, che ci appassionano, ecco. E quindi bene così e procediamo avanti.